Una notizia bomba è arrivata questa sera alle orecchie dei tifosi del Napoli, e preparatevi. Perché quello che stiamo per rivelarvi farà emozionare tutti coloro che amano il nostro club. Come sempre, siamo qui per portarvi gli aggiornamenti più scottanti e rilevanti sul Napoli. Per tenervi aggiornati su tutto ciò che accade dietro le quinte. Prima di tuffarci in queste fantastiche informazioni, cogliete l'occasione per lasciare il vostro like e iscrivervi al canale. In questo modo, sarete sicuri di non perdere nessuna notizia sulla nostra squadra. Ora passiamo agli affari. Qualcosa di enorme si sta articolando nei corridoi del Napoli. Una mossa impressionante che promette di trasformare il futuro del club e di accendere ancora di più la passione dei nostri tifosi. Cosa c'è in serbo? Restate con noi, perché questo è solo l'inizio di una vera e propria svolta. Khvicha Kvaratskhelia è completamente concentrato sulla partita di stasera contro il Milan. Ma dietro le quinte sta accadendo qualcosa di ancora più grande. L'agente della stella georgiana, Mamuka Ujeli, è arrivato a Milano e incontrerà il direttore sportivo del Napoli, Giovanni Manna, subito dopo la partita. L'argomento: il tanto atteso rinnovo del contratto di Kvaratskhelia. Secondo l'asterisco Corriere dello Sport asterisco, Ujeli è in Italia con un obiettivo chiaro: portare avanti la trattativa con il club partenopeo e discutere le condizioni che permetterebbero a Kvara di restare in squadra più a lungo. Al momento, però, tutti gli occhi sono puntati sulla sfida contro il Milan. Dopo il fischio finale, le trattative per il rinnovo cominceranno a prendere slancio. Nella partita di stasera, Kvaratskhelia partirà sulla fascia sinistra, formando una linea di tre quarti con Matteo Politano, che torna in squadra dopo l'assenza contro il Lecce. La coppia supporterà Lukaku e Mcitominay in attacco, in un sistema che promette di sorprendere sia in fase difensiva che in fase offensiva. Ora, tifosi del Napoli, vogliamo sapere cosa ne pensate. Kvaratskhelia dovrebbe ricevere il tanto discusso rinnovo? Il club dovrebbe fare tutto il possibile per mantenere questo talento nella nostra squadra? Lasciate un commento qui sotto e partecipate a questa discussione sul futuro del nostro fuoriclasse e sull'impatto che potrebbe avere sul club.